Bravata fatale per una 19enne veronese che 10 giorni fa si era arrampicata sulla tettoia di una funicolare, scivolando e cadendo da 4 metri. Nella notte la ragazza è morta all'ospedale dove era ricoverata dal giorno del dramma. Tir si scontra con un treno in Piemonte, lavorava per una ditta di Thiene che si occupa di scorta e mezzi pesanti, una delle vittime del disastro ferroviario. A perdere la vita un 54enne romeno morto nell'impatto. È tornata in Italia stamane Farah, la 19enne pakistana che era stata attirata nel suo paese con l'inganno dalla famiglia per farla abortire. La giovane è atterrata a Milano per raggiungere la sua Verona. Ieri sera l'incarico di Premier conferito a Giuseppe Conte, che accetta con riserva. In queste ore le consultazioni con i partiti, resta lo scontro Lega-Forza Italia. Il Veneto spera in un ministero, ma in corsa resta solo il leghista Fontana. Lutto a Casier dove abitava e a Spinea dove aveva vissuto a lungo per la morte del 55enne annegato ieri in una canaletta estranea mentre si accingeva alla lettura del contatore dell'acqua. Tamponamento fra 6 auto in tangenziale a Mestre provoca code a catene e pesanti disagi al traffico sulla Milanese e in direzione Trieste. Ieri le prime cerimonie, al via il 34esimo raduno nazionale dei Fanti, la marcia delle brigate arriverà a Vittorio Veneto domani. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca, un'ampia pagina di cronaca a partire dal lutto che sconvolge Lavagno nel Veronese perché non ce l'ha fatta Chiara Paiola, la ragazza 19enne che era caduta dall'altezza di 4 metri nel tentativo di salire su una tettoia alla funicolare di Castel San Pietro. La ragazza infatti dopo 10 giorni di agonia in ospedale è morta la scorsa notte. Per il padre sperava, ovviamente la famiglia aveva sperato nel miracolo, si era trattato davvero di una assurda bravata. Le condizioni della ragazza erano apparse subito gravi, ha lottato a lungo al reparto rianimazione di Borgo Trento ma non ce l'ha fatta. Dipendente di un bar della città voleva saltare sul tetto della stazione della funicolare, dopo essersi messa in piedi in cima al muraglione è scivolata sopra le tegole, ha perso appunto l'equilibrio ed è caduta sul marmo del pavimento della piazzola da almeno 4 metri. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Un altro dramma, un'altra tragedia lontano dal Veneto ma che coinvolge anche il Veneto, il disastro ferroviario accaduto lungo la linea Torino-Ivrea. In queste ore un tir che si è scontrato attraversando binari con un convoglio ferroviario, un treno regionale, 2 le vittime e diversi i feriti, tra le vittime anche un 54enne che lavorava per un'azienda vicentina. Allora ci racconta tutto da Thiene la nostra Gabriella Basso al telefono. Gabriella. Buongiorno a te telespettatori, lavorava in una ditta di Thiene, la G&G Western Road SRL, la seconda vittima del disastro ferroviario accaduto ieri sera lungo la linea ferroviaria Torino-Ivrea. L'altra vittima è il macchinista del treno regionale 10027 che appunto ieri notte ha centrato un tir fermo sulla linea e causato 25 feriti. La G&G offre servizi di scorta proprio ai mezzi pesanti, in questo caso ad una ditta austriaca. A condurre il tir un lituano 39 anni che è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. L'uomo sarebbe risultato negativo all'alcol test. Secondo la prima ricostruzione il tir avrebbe sfondato il passaggio a livello fermandosi in mezzo alla linea ferroviaria. Per il treno regionale in arrivo è stato impossibile fermarsi, centrando il mezzo e facendo deragliare alcuni convogli. L'impatto ha coinvolto anche il mezzo di scorta della G&G non lasciando scampo al suo conducente. Da Thiene è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Torniamo a parlare invece adesso di Farah, la ragazza pakistana residente a Verona che, lo ricorderete, era stata riportata in patria con l'inganno per costringerla ad abortire ed era stata anche segregata proprio dai familiari. Ebbene, è stata liberata, lo sappiamo, è stata per diversi giorni nell'ambasciata italiana a Islamabad ed è tornata finalmente in Italia questa mattina. Atterrata all'aeroporto di Malpensa su un volo in arrivo da Abu Dhabi alle 7:30. Ha passato i controlli di rito, è stata poi fatta uscire da un passaggio secondario diretta alla sua Verona. È stata ascoltata ovviamente dagli investigatori della questura di Verona per sommarie informazioni sulla vicenda. L'informativa servirà poi alla procura per valutare se vi siano profili di reato e soggetti eventualmente perseguibili in Italia. Ovviamente il reato è accaduto in Pakistan. Al momento i fatti riferiti dalla giovane, cioè l'ipotesi del sequestro di persona, l'aborto subito sotto costrizione, non riguarderebbero il territorio nazionale ma appunto il Pakistan, dove va verificato se queste condizioni costituiscano in quell'ordinamento fattispecie di reato o meno. Ma alla Polizia di Verona preme soprattutto verificare il profilo di sicurezza di Farah, valutarne il grado di rischio, perché alcuni familiari risiedono tuttora in città
responsabilità e quindi deciderne la misura di tutela. In ogni caso la ragazza ha potuto riabbracciare la sua Verona. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, ma andiamo a vedere cosa accade a Roma. A Roma in questo momento, e parliamo ovviamente della formazione di un governo atteso anche in Veneto, a questo momento al via da mezz'ora circa le consultazioni del Premier incaricato dal Capo dello Stato Mattarella ieri, il Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva le consultazioni con i partiti ovviamente, in attesa ovviamente anche di capire quale sarà la lista dei ministri. Il Veneto, come sappiamo, spera in un ministro per avere anche un accento importante anche in chiave di sfide future, prima fra tutto ovviamente l'autonomia, però di fatto stanno scemando piano piano tutte le varie ipotesi venete, a parte quella del leghista Fontana. Tutto ovviamente ancora da stabilire. Vediamo l'ora del servizio. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Una frase che passerà alla storia italiana come definizione del governo del cambiamento. Un vero e proprio slogan per il Presidente del Consiglio incaricato, il professor Mario Conte. Slogan espresso al termine di quello che in molti hanno definito l'esame di Stato più che il colloquio di incarico di governo. Un nuovo mattone che va ad aggiungersi ai tanti messi insieme da Lega e 5 Stelle, ma che ancora non bastano per dichiarare nato il nuovo esecutivo per l'Italia. Anche il Veneto ha guardato e guarda con attenzione la continua partita a scacchi tra partiti che si svolge dietro le quinte dei riti romani. La scacchiera tra Grillini e Carroccio in un'alleanza che sa molto di pace armata, visto che l'Unione Romana viene smentita dalla feroce opposizione tra i due schieramenti a Venezia. L'altro tavolo è quello all'interno del centrodestra, a parti invertite, ovvero distanti a Roma quanto alleati localmente. Paradossi della politica che rendono fragile questa legislatura ancor prima dell'annuncio dei ministri. E anche qui il Veneto si aspetta molto, anche se le indiscrezioni pare invece gli diano poco spazio nel governo nascente. L'unico nome in corsa sarebbe Lorenzo Fontana, deputato leghista veronese con studi universitari padovani. Per lui forse i trasporti o l'agricoltura, mentre sarebbe sparito l'altro veneto papabile in quota 5 Stelle, ovvero il montebellunese Riccardo Fraccaro. Gli altri nomi girano tra i tavoli ufficiali delle delegazioni di Via del Vicario e quelli informali dello storico Caffè Giolitti, dove pare già tanti onorevoli veneti di tutti gli schieramenti, maggioranza e opposizione, si stiano ritrovando per definire un punto comune di non ritorno, che è il tema dell'autonomia. Accennato nel contratto di governo, ma mancante di un passaggio fondamentale, ovvero il federalismo fiscale. Una battaglia, al di là di schieramenti, governo e incarichi, che il Veneto non può permettersi di perdere. Vedremo allora che accadrà nelle prossime ore con le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte e staremo a vedere, stasera vedremo ulteriori dettagli anche di eventuali novità per il Veneto. Torniamo alla cronaca, torniamo a parlare di incidenti sul lavoro, sono state settimane davvero terribili e si è tornato a parlare dell'incidente alle Acciaierie Venete dove il 13 maggio ci furono i 4 operai feriti, c'è stato ieri il primo sopralluogo dei periti nominati dalla Procura. Vediamo. Una di quelle cose che non è previsto che succeda, cioè io faccio anche l'esempio classico, non è possibile che crolli il tetto. Lo avevano detto subito, ancora sotto shock, i compagni di lavoro dei 4 operai feriti dagli schizzi di acciaio fuso nel terribile incidente di domenica 13 maggio. La cosa da capire era il perché il perno che reggeva la siviera non avesse retto. Era stato cambiato da poco, ci avevano raccontato, e proprio su quel perno, probabilmente made in Turchia, secondo le prime indiscrezioni dell'inchiesta, cercheranno di far luce i periti nominati dalla Procura di Padova. Nel pomeriggio di mercoledì primo sopralluogo presenti consulenti di tutte le parti, non a parte l'esigenza di fare presto. Lo stabilimento di Riviera Francia delle Acciaierie Venete è sotto sequestro, la produzione è ferma da 10 giorni e sui 350 lavoratori pende il rischio della cassa integrazione. Dall'altra, a gran voce, tutti chiedono di far luce e chiarezza. Restano gravissime le condizioni di 2 feriti ricoverati a Padova e Cesena. Sembra che i 4 operai non dovessero trovarsi in quel posto. Il perché la siviera sia caduta resta ancora un mistero e tutto riporta a quel perno sostituito perché tenesse di più. La Procura ha chiesto risposte ai suoi esperti, professori dell'Università di Padova e Brescia, entro 90 giorni. Intanto, dopo il primo sopralluogo, tutto è per ora rimandato a mercoledì prossimo, quando sarà eseguita la prova irripetibile e la presenza di tutti i periti e consulenti di parte.
Nel frattempo, come sappiamo, ieri si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro nel Trevigiano a Istrana. La procura attende gli accertamenti di Spisal e Carabinieri per procedere con l'inchiesta sulla morte di Flavio Santoro, il 55enne di Casera, annegato in una canaletta dopo essere scivolato per recuperare lo zaino di lavoro mentre si accingeva a leggere i contatori dell'acqua. Lutto peraltro in 2 comunità, visto che prima di trasferirsi a Casier nel Trevigiano, Santoro aveva vissuto a lungo a Spinea, paese di cui era originario, nel veneziano. La Procura dovrà chiarire, tra le altre cose, se la conduttura fosse a norma e se fossero state prese tutte le eventuali misure di sicurezza, visto che si trovava in un cantiere. E adesso la strada, una strada infernale, spesso situazioni di traffico e di disagio in Veneto, nelle varie arterie stradali. Una di queste è la tangenziale di Mestre, dove c'è stato un maxi tamponamento questa mattina che ha provocato diverse code. Ce ne parla Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Mestre, la mattinata è iniziata nel caos sulla tangenziale a causa di un tamponamento tra 6 automobili avvenuto in autostrada poco dopo le 8. Un incidente a catena intorno al chilometro 11 in prossimità dello svincolo milanese direzione Trieste, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico e per gli automobilisti che sono rimasti fermi in coda a lungo. I veicoli infatti hanno transitato solo sulla prima corsia per molto tempo, tanto che la coda è arrivata fino a 3 chilometri in carreggiata est. Sul posto è giunta la polizia stradale, poi i vigili del fuoco e il SUEM 118 per prestare soccorso ad alcune persone che sono rimaste coinvolte, comunque tutte ferite lievemente. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il soccorso meccanico e 2 mezzi di CAV con gli ausiliari coordinati dal centro operativo di Mestre. Tutto si è risolto intorno alle 10:40. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche Ilaria Marchiori. A proposito di vetture, di auto, di guida, un blitz ieri mattina presso la sede della motorizzazione civile di Padova durante una sessione di esame teorico per la patente. Un blitz su richiesta degli esaminatori perché c'era il sospetto che 2 cittadini indiani non stessero eseguendo il loro esame con regolarità. Sostenevano che la prova, infatti con l'ausilio di un file audio che leggeva loro le domande, quindi hanno percepito rumori e suoni durante l'esame a esso non abbinabili e di fatto hanno preso in disparte i 2 cittadini extracomunitari, i carabinieri, e dopo essersi tolti le cuffie audio usate per sostenere la prova di esame hanno trovato i carabinieri un piccolo auricolare Bluetooth modificato ad hoc per l'occorrenza, dal quale qualcuno gli suggeriva le risposte, e quindi sono stati denunciati per truffa aggravata e sequestrati i telefoni e ovviamente gli auricolari incriminati. Restiamo a Padova per parlare però di sicurezza e per parlare della questura che tra 7 anni potrebbe trasferirsi in un luogo simbolo della insicurezza, ovvero via Anelli. L'annuncio ieri a Palazzo Moroni. Questo andrà ovviamente in Consiglio lunedì prossimo, deve essere ratificato dal Consiglio. Mi auguro, spero che siano tutti d'accordo, perché stiamo parlando di risolvere un problema che sono varie amministrazioni comunali che stanno impegnandosi in questo. Il progetto è trasferire la questura in via Anelli, alleggerire il centro dalla presenza degli uffici di polizia, recuperando un'area degradata. Un progetto che il questore di Padova, Paolo Fassari, ha definito una svolta senza precedenti. Ma sul voto in Consiglio comunale dell'accordo stretto tra l'amministrazione Giordani e Demanio è lo stesso sindaco ad augurarsi di essere tutti d'accordo. L'augurio che accompagna l'annuncio appare un chiaro riferimento ad una maggioranza in cui convivono anime diverse che a volte appaiono poco conciliabili. Sul nuovo ospedale, ad esempio, le incertezze sulla tenuta della maggioranza, con l'occhio puntato su Coalizione Civica, avevano alimentato i lunghi mesi d'attesa che separarono la firma dell'accordo di programma con la Regione dal voto a Palazzo Moroni. Nell'attesa del Consiglio di lunedì, Giordani spiega il progetto. Per 6 mesi, 7 mesi, l'ufficio migrazione sarà vicino al comando della polizia alla Stanga. Tra 7 anni ci sarà una nuova questura, a brevissimo avremo il parco della Prandina di proprietà comunale. Ma su quei 5 milioni di budget messi a disposizione per il recupero dei palazzi di via Anelli, la polemica è già scoppiata e le opposizioni sono sulle barricate. Troppi soldi avevano attaccato sia Simone Borile del Movimento 5 Stelle che Matteo Cavatton di Libero Arbitrio. Soldi dei padovani affermano che necessiterebbero di maggiore oculatezza. La parola passa al Consiglio Comunale di lunedì.
Da Padova a Venezia, dove tiene banco ormai da giorni la polemica del bando sui sostituti gondolieri. Ce ne parla da Venezia il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. Continua questa polemica sul bando per i nuovi sostituti gondolieri che, secondo il consigliere grillino Davide Scano, sarebbe viziato da favoritismi e poca trasparenza. Alla base delle contestazioni del pentastellato una lista anonima che era circolata nei giorni precedenti alle prove per questi nuovi gondolieri, e una lista in cui si indicavano una cinquantina di nomi di presunti vincitori favoriti. Di questi 55 ben 36 sono stati indovinati. Questo, secondo il Movimento 5 Stelle, è la prova di irregolarità in questo bando, per cui è stato anche presentato un ricorso dai sostituti gondolieri che sono rimasti esclusi. Negano nettamente qualsiasi accusa invece i gondolieri. Il nuovo presidente dei bancali, Andrea Balbi, che era anche il presidente della giuria di queste prove, la sua spiegazione è che essendo quella lista venuta fuori da gondolieri non era poi così difficile indovinare qualche vincitore, semplicemente perché si conosceva quali erano i migliori. Annunci di querela nei confronti di Scano arrivano intanto dall'assessore del comune Renato Boraso, assessore alla viabilità ma non al traffico acqueo, e proprio per questo è stata presentata una querela per diffamazione nei confronti di Scano, che aveva indirizzato a Boraso le interrogazioni e queste accuse di mancata trasparenza. Deve smetterla di vedere il malaffare dove non c'è, ha sbottato l'assessore. A questo punto ho dato mandato di querelare ai miei legali, e poi c'è l'invito sarcastico a leggersi bene il curriculum del nuovo premier Giuseppe Conte. Situazione quindi molto calda, e ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Torniamo alla cronaca e torniamo a Padova. Un ladro che sfugge a un controllo delle forze dell'ordine, ma viene travolto da un autobus. Scappa a un controllo della polizia e finisce investito da un autobus della PS. Un 44enne del napoletano, uscito dal carcere Due Palazzi non più di 5 giorni fa, dopo aver scontato una condanna per tentata rapina, è grave ma non in pericolo di vita all'ospedale. Quando ne uscirà si vedrà assegnata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Era con altri 3 balordi in un supermercato di via Chiesa Nuova, pare stesse dando fastidio ai clienti, finché è arrivata una pattuglia della polizia. Il 44enne ha insultato e aggredito uno degli agenti, poi si è dato alla fuga. Ha visto il bus della linea 10 in partenza alla fermata vicina al supermercato, ma nel tentativo di salirvi di corsa è rimasto investito dalle ruote posteriori del mezzo, una corriera a passo lungo. Incolpevole l'autista, che non si è nemmeno accorto dell'uomo. L'ex galeotto è stato soccorso dal 118, ha riportato una grave emorragia a un piede, rimasto schiacciato sotto le ruote del bus. È finito davanti ai giudici del Tribunale di Treviso con l'accusa di molestie e persecuzioni ai danni dei vicini. Il protagonista è un 78enne di Spresiano. Benvenuti al condominio Inferno. Pare ci fosse anche questo cartello all'entrata della palazzina di Spresiano, diventata invivibile per via delle intemperanze di uno dei residenti. Il diavolo in questione sarebbe un 78enne che per ben 6 anni avrebbe tenuto in scacco i vicini a base di agguati, dispetti e furiose liti diventate pressoché quotidiane. Almeno queste sono le testimonianze di una serie di residenti sfociate in una denuncia per stalking, lesioni e violenza privata con tanto di rinvio a giudizio e relativo processo in corso in tribunale a Treviso. 6 anni di vessazioni da parte dell'anziano, con vittime in particolare i vicini di Pianerottolo, e tra questi anche un 79enne che aveva cercato di mediare tra l'anziano molestatore e una delle coppie prese di mira con percosse al marito fino in un caso al pronto soccorso, ma soprattutto insulti pesanti alla moglie ogni volta che questi uscivano di casa. Con il pacere confinante di appartamento il molestatore ha iniziato una vera e propria guerra a base di insulti, ma anche di ogni tipo di rumore a qualunque ora del giorno e della notte. Inevitabile l'ennesima denuncia che ha fatto scattare la macchina giudiziaria e ha portato il 78enne stalker condominiale sul banco degli imputati. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, parliamo di sicurezza negli ospedali con l'aumento, sappiamo, dei casi di aggressioni ai danni del personale sanitario. Abbiamo raccontato 2 giorni fa del nuovo sistema in Veneto Orientale con l'ULSS 4, la dotazione di fischietti per medici e infermieri, mentre la soluzione dell'ULSS 2 per l'ospedale di Treviso, ma non solo, è quello di incrementare la videosorveglianza. Aumentano gli episodi di violenza, sia fisica che verbale, che vedono come vittime medici o infermieri all'interno degli ospedali. Secondo un'indagine della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, dal 1 marzo al 30 aprile 2017 in 2 pronto soccorsi su 3 si è infatti verificata almeno un'aggressione fisica. Dati in sensibile aumento quest'anno, sempre secondo l'analisi. Episodi che sono stati registrati anche nella Marca. Un aumento c'è, in particolare nel pronto soccorso e nella continuità assistenziale nella Guardia Medica ci sono stati episodi e chiaramente sono aumentati un po' rispetto agli anni precedenti. L'ULSS 2 ha deciso di correre ai ripari con una serie di misure. La prima è un corso di formazione che dovremmo fare i nostri operatori per come affrontare la persona che è adirata, che è agitata. Per quanto riguarda il pronto soccorso, in particolare quello di Treviso, dove ci sono state già casi di ovviamente aggressioni o simili aggressioni, potenziare la presenza delle forze dell'ordine. E poi un incremento del sistema di videosorveglianza, sempre nel pieno rispetto della privacy dei pazienti. Vengono messe nelle aree comuni, quindi nell'area del pronto soccorso dove le persone sono sedute, garantendo ovviamente che queste vengono solo valutate nel momento in cui ci sia un'aggressione. All'esterno delle sedi delle guardie mediche, quando uno suona o bussa, può essere individuato e quindi onde evitare aggressività, e invece nella psichiatria sostanzialmente garantendo la presenza sempre di 2 operatori. Intanto l'ULSS 4 Veneto Orientale ha avviato una sperimentazione di 6 mesi con la dotazione al personale ospedaliero di 200 fischietti contro le aggressioni, un'iniziativa che il direttore Benazzi dice che potrebbe essere adottata anche a Treviso. Deve essere prima portata ai tavoli sindacali sia delle organizzazioni mediche, quindi della dirigenza, sia delle organizzazioni del comparto, perché qualsiasi tipo di introduzione di metodi eccetera deve essere concertata a livello di tavoli sindacali. Ed ora cambiamo argomento e parliamo del raduno nazionale dei Fanti. Entra nel vivo questo importante appuntamento e quindi gli eventi adesso correlati. Ieri le prime cerimonie, la marcia delle brigate dei Fanti che ripercorrono un percorso della memoria da Cima a Grappa. Domani l'arrivo a Vittorio Veneto, dove si svolge il clou del raduno, e poi la sfilata di domenica. Ne abbiamo parlato ieri sera a 20:10, allora sentiamo le parole tra gli ospiti di Pietro Prete, presidente provinciale del Fante. I ragazzi questa mattina sono partiti da Cima Grappa e sta scendendo a piedi lungo le dorsali, sta raccogliendo e sta chiamando a raccolta tutti i caduti dei vari sacrali. Stanno dicendo loro: venite con noi, venite a Vittorio Veneto, perché assieme sfileremo lungo le vie della città santa di Vittorio Veneto, lungo le vie della Vittoria. Si stanno preparando perché a Vittorio Veneto ci saranno le 116 brigate che hanno combattuto nella Grande Guerra. Si stanno preparando perché saranno dietro agli striscioni che rappresentano la loro brigata. Stanno venendo giù e si stanno preparando per seguire lungo Viale della Vittoria a Vittorio Veneto la nostra sfilata. La sfilata si compone di 4 settori. C'è un primo settore dove ci sono naturalmente le autorità, secondo settore dove ci saranno tutti i nostri amici, associazioni d'arma, eccetera, e poi c'è un terzo settore, il settore del ricordo, il settore della commemorazione dei caduti, e un quarto settore poi che è un settore simbolico dove tutti i nostri soci assieme a tutti quelli provenienti da tutte le parti d'Italia sfileranno assieme, proprio perché abbiamo voluto dare un significato profondo a questo nostro raduno, che è un raduno completamente diverso da tutti gli altri, sia i nostri raduni come pure anche i raduni delle altre nostre consorelle associazioni d'arma. Dall'analogico al digitale, scardinando i confini e puntando sugli open data, il padiglione Venezia alla Biennale punta sulla informazione disponibile per tutti.
Venezia condivide gli spazi di conoscenza mettendo al centro del prossimo allestimento del padiglione in occasione della 16ª mostra internazionale di architettura gli Open Big Data. Follow Up Venice Shares Knowledge Space, questo è il titolo dell'esposizione che verrà inaugurata il 25 maggio. Dall'analogico con i caratteri mobili di stampa alla riorganizzazione digitale dei dati. Arcaico e moderno si fondono in un'esposizione in cui ricerca e innovazione presentano la storia, il presente e il futuro della città nella sua dimensione metropolitana. Sono dati di urbanistica, dati di ricerca, dati diciamo in generale che poi avranno una loro visualizzazione all'interno del padiglione. Nel padiglione si potranno così scaricare e riutilizzare parte dei dati messi a disposizione da chi ha aderito. La bellezza di questa cosa è che lì dentro, per la prima volta, io credo anche a livello europeo, i dati si possono scaricare e ognuno può scaricare la parte che gli interessa. Quindi anche questo insomma, è un aspetto importante da sottolineare. È un'opportunità di lavoro perché lì ci si augura che architetti, frequentatori, ma chiunque possa capire l'utilità dei dati e poterne fare tesoro. Le start-up di fatto fanno questo. Nuove idee dunque per la città d'acqua e di terra, in linea con il documento del sindaco per il piano degli interventi, in un programma di workshop, laboratori, incontri adatti a varie tipologie di pubblico, dal 26 maggio al 25 novembre. È una sfida ovviamente perché iniziamo con la vernice. Il padiglione non sarà un padiglione statico, ma sarà comunque tutto in divenire perché ci saranno incontri, conferenze, racconteremo meglio anche a chi non sa che cosa vuol dire lavorare sui dati, quindi è un'occasione che poi spero riusciremo a trasferire anche in un altro luogo per avere parlo un altro luogo dopo il 26 di novembre, quindi con la fine della Biennale, un luogo che diventerà spero il grande data urban center della città metropolitana. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento ore 13 fra pochissimo, è giovedì, quindi è il giorno della CGIL che risponde alle vostre domande. Oggi tra le altre cose parliamo di lavoro nero, un tema molto importante, con Antonio Ventura, coordinatore dell'ufficio vertenze della CGIL, Fabio Zamperla dell'ufficio vertenze CGIL e Abdoulaye Ndiaye del Dipartimento Immigrazione della FIOM CGIL. E poi questa sera 20:10 con Federico Caner, assessore regionale al turismo, e Paolo Camolei, assessore al commercio e attività produttive del Comune di Treviso. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo sul Triveneto dove a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio di giovedì 24 maggio. Sul Veneto bella giornata, sarà bel tempo ovunque con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Occasionali acquazzoni possibili sul Bellunese e sui rilievi del Vicentino. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo ovunque, salvo per residui piovaschi di debole intensità sulle aree alpine. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 26 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento al mattino, al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio si accenderà l'instabilità e potranno verificarsi temporali, ma migliorerà col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.